Arriva il videomessaggio anche da Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP, Polizia di Stato. Sentiamo che cosa ci comunica. Ben ritrovati, grazie direttore e grazie alla sua redazione di darmi la possibilità di entrare nelle abitazioni dei telespettatori di Telepordenone. Grazie ancora perché anche questa volta con un videomessaggio cercherò di darvi le notizie riguardanti la nostra attività come FSP Polizia di Stato. Questa settimana è stata una settimana abbastanza intensa anche perché c'era la tensione di questo picco che ancora pare non sia arrivato ma che comunque ci costringe a stare proprio nelle proprie abitazioni. C'è chi però va a lavorare, stiamo andando a lavorare anche noi della polizia come gli uomini di tutto il comparto sicurezza e come medici e come infermieri che più che mai sono in prima linea, a cui va il mio ringraziamento. Oggi noi della FSP, a firma mia e del mio segretario regionale Iuri Sacilotto, abbiamo inoltrato domanda al dottor Riccardi, vice governatore ma assessore alla salute, di dare possibilità di sottoporre gli uomini della polizia alla prova del tampone. Peraltro io credo che questa sia il momento più opportuno di dare serenità agli uomini della Polizia di Stato che in questo momento stanno lavorando sul territorio per questi controlli, sono a contatto con i cittadini, negli uffici il collega riceve ancora persone, quindi dico più che mai in questo momento gli uomini devono essere considerati in prima linea e quindi in questo momento è importante che siano in buona salute e abbiano la serenità quando rientrano nelle proprie abitazioni di poter abbracciare la moglie e i loro figli con serenità e di star bene. Io credo che visto che questa iniziativa si è completata positivamente nel Veneto, in quanto i colleghi hanno chiesto e ottenuto proprio oggi, come riportano i giornali, dal loro governatore Zaia. Credo che anche in Friuli Venezia Giulia il governatore Fedriga e l'assessore alla salute Riccardi non abbiano nulla in contrario di, ripeto, valutare positivamente e accogliere benevolmente questa nostra richiesta. Siamo intervenuti anche presso il capo della polizia perché abbiamo chiesto che si valuti di dare un piccolo contributo che noi in polizia chiamiamo ordine pubblico e quindi una retribuzione e di valutare anche l'ordine pubblico per la sezione per la polizia stradale di tutta Italia, chiaramente in questo caso, perché riteniamo che più che mai i controlli che vengono effettuati ci portano a avere contatti con persone. In questa occasione io voglio ringraziare anche la comunità cinese che proprio a Pordenone hanno consegnato 1 migliaio di mascherine per gli operatori delle forze dell'ordine, della Polizia di Stato, della Questura di Pordenone. Credo che il ringraziamento vada a loro in questo momento particolare e a voi chiedo appunto quello che ormai tutti quando vanno in videoconferenza l'opportunità di stare a casa in questo momento che sarebbe anche il periodo poi di restrizione particolare proprio per il momento di picco, così chiamato. Credo che ancora un paio di settimane per valutare se uscire molto prima da questa situazione. Io vi ringrazio ancora, grazie ripeto direttore e dai, forza insieme ce la facciamo, quindi teniamo duro, divertiamoci in altre maniere e restiamo a casa. Grazie e buona serata a voi. Oggi abbiamo fatto un giro per la città per vedere effettivamente chi e come rispetta le nuove ordinanze,